Sagra, controindicazioni ed effetti collaterali del suo ritardo. Lo scivolamento della manifestazione di un mese produce già le prime falle. Le lamentele sulla sua organizzazione lasciano spazio alle magre figure. La sagra che da 68 anni prende vita in questi giorni adesso non c'è, ma i gruppi folcloristici stranieri, questo è il paradosso, sono già in città da qualche giorno. Fuori tempo e fuori budget, il gruppo dei bambini proveniente dal Giappone ed i musicisti della Lituania. Proprio questi ultimi, oggi in mattinata, hanno animato un corteo di protesta da Porta di Ponte per tutta la via Atenea fino a raggiungere il comune ed il sindaco Marco Zambuto. Lamentano di essere stati contattati ed invitati, ma nel periodo sbagliato. La Lituania, dopo il rinvio della sagra con i biglietti aerei ormai alla mano, ha scelto ugualmente di venire ad Agrigento. È la macchina organizzativa che si era messa in moto prima dell'affidamento della sagra a Nino Lauretta, Andrea Cirino e Francesco Bellomo, ovvero Dario Danile e Cristian Vassallo. Spiegano che per recuperare le spese e salvare il salvabile, i gruppi stanno animando delle serate in degli hotel o facendo visite alle scuole. Un film comico. Io ho cercato di fare capire a loro che era stata spostata la data, ma pensavano che era tutto uno scherzo e quindi non mi hanno creduto, perché bisognava che il sindaco facesse una lettera ufficiale e mandare a tutti che non dovevano arrivare adesso ma dopo. Però siamo qua e la cosa che non riesco a capire è come mai gente che da tanti anni che sta in mezzo al folklore ad organizzare queste cose, all'ultimo minuto, all'ultima settimana, 10 giorni, 15 giorni prima della sagra, si convince di spostare la sagra quando tutto era già preparato da parte mia, perché il sindaco mi aveva detto di iniziare a mandare gli inviti. Dico, come si fa? Io non riesco a capire. E quella che si è aperta oggi intanto è la settimana che ci porta al primo weekend della 69esima edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore. L'apertura della manifestazione è affidata a Roy Paci, che sabato al Teatro Pirandello proporrà un concerto di etnomusica. L'indomani domenica 9 febbraio primo appuntamento con il folk, con la sfilata da Piazza Pirandello a Piazza Cavour, dei gruppi regionali del corteo storico e dei carretti siciliani, con l'esibizione nel pomeriggio, e questa è una novità, davanti al Tempio della Concordia.